è finita con il risultato di 3-7, l'ultima al Tocha Stadium per il Palermo Futsal Club. Siamo qui con Danilo Alario, lo salutiamo e chiediamo subito, partiamo dal risultato. Cosa oggi non ha funzionato in casa rosanera? Tanto buonasera a tutti. Quello che non ha funzionato sicuramente è la mentalità, la nostra solita mentalità. Loro si giocavano l'ACS Playoff e ci hanno creduto di più e quindi è stato questo che forse non ci ha fatto portare i 3 punti a casa. Quest'anno pochi minuti per te, un brutto infortunio, ti ha tenuto lontano dal campo. Quest'oggi invece ti abbiamo visto forse molto convinto, concentrato, determinato, anche un palo. Ti chiedo intanto di raccontarci questa occasione nello specifico e poi cosa pensavi prima della partita, perché sei stato scelto nel quintetto iniziale da mister Gentile. Intanto non mi aspettavo di partire titolare, ero già concentrato da stamattina perché sapevo di far minutaggio, perché partite del genere mi possono dare tanto. Vengo sì da un infortunio molto brutto, infatti ora, come ho detto nella precedente intervista, ho la fiducia del mister e degli altri compagni e quindi quando c'è la fiducia, soprattutto da persone più grandi, c'è sicurezza. Credi che forse oggi sia stato il miglior Danilo Alario della stagione questa partita, al di là del risultato? Al di là del risultato sì, perché come dici tu una grande parata del portiere, i primi 3 minuti di partita, il palo su passaggio di mio fratello, cercavo il gol, però oggi non ci sono riuscito, sicuramente arriverà presto. Diamo uno sguardo invece alla prossima partita, si ritorna una sfida fondamentale per la stagione contro il Futsal Club Monreale, una squadra che il Palermo Futsal Club ha già battuto nella gara di andata ma con la quale ha pareggiato in trasferta, adesso si giocherà a campo neutro. Ti chiedo come la preparerete e poi se vi aspettate qualcosa in particolare dalla squadra avversaria. Allora la prepareremo con molta grinta, già lo stiamo facendo da più o meno 2 settimane. Loro sono, come abbiamo visto da loro, una squadra molto compatta che sanno giocare molto bene nel loro campo. Ora vedremo a campo neutro come si disputerà la partita, però sicuramente saranno 60 minuti di guerra.